Sono Rosa Vittolobon di Wood Design di Trieste. Wood è un'azienda, una piccola azienda che si occupa di artigianato contemporaneo. Poco meno di 10 anni fa io e mio marito abbiamo deciso di cambiare vita facevamo gli architetti a Venezia, e di trasferirci a Trieste e di aprire un nostro spazio, una nostra attività in proprio. Sapevamo da subito che sarebbe stato importantissimo trovare lo spazio giusto nel punto giusto della città, e siamo stati fortunati. Abbiamo trovato uno spazio al piano terra di un palazzo ottocentesco, con spazio sufficiente per fare sia un grande laboratorio sia uno showroom per mostrare le nostre realizzazioni. Da subito abbiamo iniziato a realizzare oggetti di uso comune, in legno, taglieri, tavoli. Poi man mano si sono aggiunti altri piccoli oggetti, complementi d'arredo che hanno ampliato la nostra produzione. Inoltre, per caso, abbiamo scoperto che c'era un bando per contributi a fondo perduto per l'artigianato artistico in centro città. Abbiamo partecipato, abbiamo ricevuto questi aiuti e la cosa ci ha dato un grande incoraggiamento e ci ha fatto sentire anche benvenuti in una nuova regione. La prima volta è stato durante il lockdown. E come la maggior parte degli imprenditori eravamo spaesati, senza punti di riferimento, avevamo bisogno di un punto fisso. La seconda volta che ho avuto invece modo di relazionarmi con l'agenzia è stato per un dubbio su un bando al quale avevo partecipato, e mi hanno risposto subito in maniera molto gentile. Grazie alla newsletter continuiamo a seguire gli eventi online proposti dall'agenzia per tenerci aggiornati sulle varie opportunità dedicate alle aziende. Entrando in contatto con l'agenzia si è accolti da persone che sembra veramente che si prendano a cuore il tuo problema, come se facessero parte dell'azienda, probabilmente perché è un team tutto al femminile. Nel 2022 Wood arriverà al traguardo dei 10 anni. Abbiamo avuto alti e bassi in questi 10 anni, ma se ci guardiamo indietro siamo tutto sommato felici di come sono andate le cose. 10 anni sono una base solida, ma anche un punto di partenza per immaginare qualcosa nel futuro. Ci piacerebbe iniziare a lavorare sul tema dell'artigianato 4.0, lavorare insieme all'università e cercare di formare dei giovani nel nostro campo. Lo spazio ci sarebbe, le idee sono tante. Grazie Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa.